Siamo giunti alla settima conclusiva corsa dall'Arcoveggio e anche il confronto centrale del pomeriggio, riservato a puledri di 2 anni. Ritirato Ciuffolotto RL, sono in 7 al via, 1 Corsaro Nero Font, 2 Cirene di Risaia, 4 Conano P, 5 Cris di Cavallina, 6 Cralgido SM, in seconda linea 7 Cosimo I Cla, 8 Chelsea dei Greppi. I favori in chiusura sono per Cirene di Risaia, numero 2 VP dell'Annunziata in Sediolo. Macchina che accelera. L'errore di Cralgido mentre lottano Cirene e Conan con all'interno Corsaro Nero Font. Passa Cirene ma sbaglia. L'errore anche di Cirene di Risaia, così in vantaggio Corsaro Nero Font attaccato da Conan OP. Numero 2 Cirene di Risaia, è partito bene dalla seconda linea Chelsea dei Greppi. Numero 6 che va in Cralgido terza SM, posizione quando Conan OP si accoda alle spalle di Corsaro Nero Font, che è Ripetiamo, quindi leader numero a 2 sorpresa, Cirene di 14,9 i primi Risaia, 200. squalificato. Conan OP si è sistemato in scia. Roberto Andreghetti ha deciso di non andare sul battistrada, che probabilmente gli ha detto no, e vediamo intanto la progressione di Cris di Cavallina che avanza all'esterno in progressione. 47,7 il passaggio ai 600, Conan OP rimane in seconda posizione alle spalle di Corsaro Nero, in terza è Chelsea dei Greppi, mentre prende la via del largo anche Cosimo I Cla. Sono rimasti in 5 dunque dei 7 iniziali, perché Cralgido insegue lontanissimo mentre è stata squalificata Cirene di Risaia. Intanto 1, 3 e 4 per i primi 800 metri di gara, se l'è presa davvero comoda Tonino Pecoraro. Intanto il chilometro in 1,18 e 8, all'esterno è sempre Cris di Cavallina. Ora la corsa entra nel vivo, Conan OP in seconda posizione in corda, raggiunto all'esterno da Cosimo I Cla, poi Chelsea dei Greppi lungo lo steccato, 400 alla conclusione, 15 si comincia ora a accelerare la terza ruota di Chelsea dei Greppi quando siamo sulla curva conclusiva. Intanto però accelera Corsaro Nero, Conan rimane in schiena, cala Cris di Cavallina, retta d'arrivo con Corsaro Nero Fonti in vantaggio. Conan OP si lancia al suo esterno, l'attacco deciso di Conan OP, si difende Corsaro Nero, ma Conan nel finale mette in campo argomenti migliori, passa e vince, mentre per il terzo è ancora Cris di Cavallina che si salva dagli avversari. 29,4 a chiudere, 1,16,7 la vittoria per Conan OP, 3,53 la quota al totalizzatore, il raddoppio per Roberto Andreghetti, sempre per conto di Lorenzo Baldi. Rivediamo le fasi finali con Corsaro Nero Font che cerca la difesa, ma Conan OP non gli concede scampo. Sul palo passa abbastanza agevolmente, correndo soltanto praticamente gli ultimi 100 metri di gara. Conan OP, Roberto Andreghetti, Lorenzo Baldi chiudono questo pomeriggio all'Arcoveggio. L'appuntamento è per giovedì prossimo.